Villa Fiorita Monastier è questa l'unica struttura della Marca Trevigiana presente nella lista stilata dalla Regione dei 16 alberghi che in Veneto hanno dato disponibilità a trasformarsi in Covid Hotel, ad accogliere quindi pazienti positivi al Covid o appena negativizzati e non in grado ancora di rientrare a casa. Come per le altre strutture non è certo che questi spazi serviranno, ma le disposizioni del commissario straordinario per l'emergenza Arcuri sono chiare: va individuato un potenziale Covid Hotel per ogni provincia e nella Marca si tratta della struttura diretta dal presidente provinciale di Federalberghi, Giovanni Cher. Benazzi a Castelfranco Veneto oggi invece per l'entrata in funzione nel parcheggio della discoteca Melody del nuovo punto tamponi. L'area della Castellana era quella più compressa, con Altivole che faceva numeri 1600-1500 tamponi al giorno. Grazie alla collaborazione dell'Esercito, che ovviamente devo continuare a ringraziare per la disponibilità assoluta che hanno dato, siamo riusciti ad aprire un ulteriore punto che va dalle 8 di mattina alle 14. Su indicazioni anche della Regione poi lo sposteremo alle ore 19 in modo tale da poter coprire tutte le esigenze della popolazione. Questo qua è stato aperto con molta emergenza perché appunto c'è bisogno di fare più tamponi, c'è bisogno più di avere maggiori riscontri, quindi cercare di avere più rintracci possibili per cercare di migliorare la situazione. Anche nella Marca ci si avvicina al picco dei contagi. Il 20 diciamo è il picco, poi andremo a scollinare, comunque fino al 20 purtroppo continueremo a avere ricoveri in ospedale.